Amici, ben ritrovati, nuova tappa di eventi del territorio. Quest'oggi ritorniamo volentieri a Volpago al Montello. Siamo all'8ª edizione del Palio Taglia Sbrega, 10ª edizione della Festa dei Fiori e recupero della Festa degli Uccelli. Con noi abbiamo il nostro carissimo Mario Frassetto, presidente della Proloco di Volpago al Montello. Mario, è un piacere essere qui con te, come sempre una bella giornata di sole, tanta gente che sta arrivando e la Proloco in prima fila. Sì, siamo in prima fila. Quest'anno abbiamo fatto un'esperienza con la scusa del rinvio della Fiera degli Uccelli, perché il 10 marzo era una giornata da lupi, e abbiamo fatto una festa unica. Penso che in futuro rifaremo questa edizione di 3 manifestazioni in una, perché c'è sempre più difficoltà ad organizzare delle manifestazioni, non per diciamo il burocratico, ma per recuperare bancarelle, espositori, e così facendo la Fiera degli Uccelli, la Mostra dei Fiori e il Palio del Taglia Sbrega facciamo 3 cose in una, e una giornata bellissima di festa a Volpago del Montello. Quest'anno si era partiti con le 2 manifestazioni, il Taglia Sbrega e il Volpago in Fiore, poi cause ambientali ci hanno costretto ad aggiungere anche la Fiera degli Uccelli, quindi siamo contenti insomma che in questa giornata, oltretutto soleggiato in questo momento, si sia riusciti a fare queste 3 manifestazioni assieme che stanno portando molte persone qui in piazza e che quindi rendono un po' vivo anche il nostro centro e fanno conoscere ancora di più insomma quelle che è le iniziative che la Proloco porta avanti ogni anno. Certo, io ringrazio tutto il mio direttivo, incominciando dal segretario, l'ingegner Paolo Bianchi, poi ho il mio vicepresidente vicario Mauro Mussato, la Chetti, la mia vicepresidente, e poi ho il consigliere anziano Ettore Gobbo e tutta la compagnia di Feliciano, che è responsabile della cucina. Poi abbiamo 13 persone che fanno parte del direttivo e potrei anche elencarli tutti, però diciamo che sono tante altre cose. Facciamo un ringraziamento collettivo. Mario. Ed è un piacere e un onore avere in anteprima il primo premio per l'8ª edizione del Palio Taglia Sbrega. Con noi abbiamo l'artista Marco Mario, grandissimo artista, ben ritrovato, un piacere. Spiegaci qui cosa rappresenta questo bellissimo premio. Ho rappresentato un buscaiolo che taglia la legna in onore di oggi che fanno il Taglia Sbrega. Spero che piaccia e il prossimo anno penseremo un'altra volta. Ma sicuramente questo premio è ambito, sarà bellissimo, noi lo abbiamo in anteprima, siamo orgogliosissimi, ti ringraziamo ancora, complimenti. Grazie, e alla prossima. Grazie mille. Qui abbiamo l'assessore sociale Emanuele Bertuola che insomma, come me questa mattina ha deciso di fare un passaggio per vedere un po' tutta l'organizzazione, poi torneremo nel pomeriggio per la gara vera e propria del Taglia Sbrega, in cui insomma verranno le 8 squadre, si affronteranno e vedremo chi ne uscirà vincitore. Naturalmente un doveroso grazie da parte dell'amministrazione comunale va a tutte indipendentemente le associazioni del territorio. Certo, noi ringraziamo sempre tutti quelli che si adoperano per, diciamo così, rendere viva la nostra comunità, e in questo caso dobbiamo ringraziare la Proloco, Mario Frassetto come presidente, e poi tutti i collaboratori e le persone che aiutano in questa bellissima giornata a realizzare insomma questa iniziativa che, ripeto, sta vedendo un buon numero di persone qui in piazza Volpago.
ascoltando, noi ti ringraziamo di questo invito. Sicuramente adesso, quando spegneremo le telecamere, ci accompagnerai in questo bellissimo giro e poi andremo a mangiare un panino e successivamente andremo a vedere questa ottava edizione del Palio Taglia Sbrega. Io posso dire una cosa, Certo. prima parlavamo del direttivo, quest'anno abbiamo appena fatto le nuove cariche e sono orgoglioso del mio nuovo direttivo perché ho 4 nuovi soci, cioè 4 nuovi consiglieri e giovani, perché trovare consiglieri giovani è molto difficile, perciò penso di avere una Proloco che ha un futuro. Quindi ci uniamo anche noi al ringraziamento che ha fatto Mario, invitiamo comunque tutti i volpaghesi ad avvicinarsi alla Proloco. Noi intanto adesso andiamo a visitare questa bellissima mostra e ti ringraziamo anticipatamente. Grazie, Grazie mille a te. grazie. Noi ci vediamo alla prossima puntata per Eventi del Territorio, a presto. Grazie.